un uomo venuto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano. Stringeva il dolore di Io ti battezzo con l'acqua. 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 Razza di vipere! Chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira divina? Dimostrate con i fatti che vi siete veramente convertiti. La scura è già posta sulle radici degli alberi e ogni albero che non darà frutti verrà tagliato e gettato nel fuoco. E noi che dobbiamo fare? Non usate violenza a nessuno.
accontentatevi della vostra paga. Dopo di me, un uomo che è più forte di me verrà, a cui io non sono degno nemmeno di allacciare i calzari. Io vi ho battezzato con l'acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Spianate la strada per il Signore, appianate i suoi sentieri, che le montagne siano raddrizzate, le valli ricoperte, i luoghi impervi spianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Sei tu, colui che deve venire, oppure ne dobbiamo attendere un altro. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono e ai poveri viene annunziata la buona novella. Io devo essere battezzato da te e tu vieni da me. Lascia, per noi adesso è tempo di adempiere la giustizia. Io ti battezzo con l'acqua. Ed amato fin dal primo giorno, guidato da Satana, è pronto a tradirlo. Con la tristezza nel cuore